Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, buongiorno, io Friuli TV, linea mattina, linea diretta per parlare con il nostro ospite. Oggi questo è il primo collegamento, poi nel pomeriggio avremo un secondo collegamento per altri argomenti. Allora, buongiorno a Carlo Piemonte, direttore cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia. Che area tira a Butrio rispetto a San Giovanni a Natisone, direttore? Ma allora, sulla rotatoria non c'è tanto traffico, dato che il mio ufficio è ad angolo, vista rotatoria. Tira un'aria di tiepida, posso dire. Abbiamo avuto un terzo trimestre di quest'anno che ha portato un recupero su quello che è l'arredamento domestico, le case. Male il contract internazionale, gli hotel, ristoranti. C'è una potenziale previsione di ripartenza del turismo per giugno-luglio, i grandi gruppi, i grandi Hilton, i grandi gruppi si aspettano questo, quindi potrebbe essere un mercato che verso marzo riparte, fermo restando il tema del vaccino. Questo è il tema. Certo. Senta, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo fatto un po' un'analisi per quanto riguarda il mercato che stava piano piano, diciamo, ripartendo, questo a fine settembre. Poi avevamo prospettato qualcosa per il 2021, ecco, rispetto a circa 8 settimane fa, cos'è cambiato? No, come prospettive il 2021, anche guardando i dati del CSIL, del centro studi dell'industria leggera che ci siamo fatti preparare, dimostrano che c'è una ripresa potenziale di un 3-4%. Per tornare ai livelli pre-Covid potrebbe essere il 2023 come export, 2022, fine 2022, si spera, 2023. Certo. Senta, per i profani e per i non addetti ai lavori, questi tempi, diciamo così, sono positivi, nel senso che comunque a livello di impresa si lavora anche a 2 anni, oppure ai noi il rallentamento è un ulteriore, diciamo così, non surplus per mandare avanti l'azienda? No, è fondamentale che i prossimi 6 mesi sono sicuramente chiave per il nostro settore come per tanti settori, perché mentre il 2020 ha posto in evidenza, che ne so,
cassa integrazione, storie, la questione di evidenza di diversi interventi della mano pubblica, no? Lunga mano pubblica, che va a pilotare un po' l'economia in un momento di difficoltà. Se i prossimi 6 mesi, diciamo fino a maggio, non rimettono in moto quello che è l'economia reale del settore legno arredo, potrebbero esserci dei problemi. Abbiamo aziende solide, abbiamo comunque strutture importanti e il mercato galleggia. Non sto dicendo che abbiamo avuto il primo semestre con un crollo del 20-30% in alcuni mercati, però a galleggiare dopo un po' si rischia di imbarcare acqua. Quindi il prossimo semestre è fondamentale. Senta, ricordiamo che il cluster Arredo Casa fanno parte di questo importante cluster, fanno parte 3 realtà, quella del distretto della Sedia, la zona del mobile di Pordenone e la filiera del legno per quanto riguarda la Carnia, l'Alto Friuli. Nel 2018, fine 2018, ci fu la tempesta Vaia a martoriare quella zona, però si è subito ripartiti in un certo senso. Situazione per quanto riguarda un'analisi non generale del cluster, ma dei 3 distretti collegati? Allora, iniziamo da distretto del mobile di Pordenone, il quale, avendo una forte componente sul residenziale, ha dato uno sprint importante nel terzo trimestre e anche durante l'estate. Quindi, e rivolgendosi molto anche al mercato interno, ha dato segnali significativi per alzare il livello della nostra capacità produttiva in quest'anno. Disposto poi sul distretto della Sedia, il quale il gancio con residenziale non è molto forte e indubbiamente ha sofferto questo periodo. Tuttavia, va altresì detto che la tipologia di aziende presenti nel distretto della Sedia, salvo alcune di dimensione più contenuta, e quindi probabilmente si riuscirà a restare in una situazione, come detto, di galleggiamento, anche perché ricordiamoci che il distretto della Sedia quasi il 70% fa di export. E la filiera, l'economia del legno, chiamiamola così, si sta veramente riassestando. C'è stata un'importante proroga da parte della regione di quelli che sono gli indennizi per il recupero del legname post Vaia, perché è un'operazione complessa, e va detto che è un settore che si è meccanizzato, parlo delle estrazioni, quindi delle aziende che portano fuori, che si è meccanizzato. Ora le sfide sono collegate al mondo della viabilità forestale, collegate alla sostenibilità del sistema, e quindi diciamo è un settore che è chiave per l'economia di montagna, senza dimenticarci che nel settore legno è compreso anche il pioppo. La pioppicoltura è una realtà della bassa friulana che è preziosissima e rappresenta a livello italiano, è riconosciuto essere tra i migliori pioppi o il migliore pioppo d'Italia. 3 temi belli complessi che come cluster cerchiamo di affrontare. Certo. Senta, per quanto riguarda invece il mercato, no? Abbiamo detto 2023 più o meno potrebbe esserci la ripresa. Io adesso le farò dei nomi di nazioni con cui insomma il cluster teoricamente praticamente opera, e lei mi potrà dire sì, no, vediamo, insomma. Okay, potrà anche non rispondere, come si dice. Cominciamo con la Germania. Germania è un galleggiamento, sono già 3 anni che è in continuo calo l'export verso la Germania, non è più il nostro primo paese da tanti anni. Per quanto riguarda invece la Francia? Francia è il primo paese di export e ci aspettiamo molto. Regno Unito di Gran Bretagna? Brividi, Brexit. Il calo che c'è stato nel primo semestre è stato un meno 40% dell'export, che l'ha fatta balzare da primo mercato e destinazione a secondo. L'Inghilterra è una grande incognita, grande. Diciamo così che la lontana e perfida Albione era già entrata in contrasto ancora prima, no, del discorso del Covid. E sembra che l'accordo sia molto lontano, tra l'altro leggevo in questi giorni, non è che sia proprio dietro l'angolo. Per noi l'Inghilterra era il primo mercato di sbocco di questa regione del mobile. E dunque adesso si dovrà gioco forza rivalutare un po' altri mercati. Passiamo all'oceano e andiamo verso gli Stati Uniti. Stati Uniti, trend in crescita degli ultimi 4 anni, si sono rallentati e non fermati col Covid, questo è un dato di fatto del nostro export, e chiaramente c'è stato il calo fisiologico di quel periodo. Però gli Stati Uniti, sperando anche un rafforzamento delle relazioni geopolitiche Europa-Stati Uniti, vanno assolutamente presidiati con tecniche un po' diverse dal passato.
Una volta io e lei, quando abbiamo iniziato questi dialoghi, no, attraverso le interviste o comunque comunicati stampa e via dicendo, si parlava della differenza dei 3 cluster, no? Pardon, dei 3 distretti del cluster. No? Pordenone ha questo vantaggio che già nei tempi non sospetti ha iniziato a fare marketing, comunicazione e via dicendo. Il distretto della Sedia invece, che è rimasto un po' indietro rispetto ai colleghi di Pordenone, stanno seppur nel contesto delle aziende che operano ancora indifferentemente se nel mercato nazionale o nel mercato internazionale, ma c'è questa voglia di cambiare, nel senso c'è veramente questa voglia di cambio di marcia mantenendo la radice storico-culturale di un passato importante e glorioso, ma con uno sguardo dritto nel futuro. Ma allora, il distretto del mobile di Brugnera tratta una materia che è diversa da quella del distretto della Sedia. Si parte dal materiale. Il pannello ha un grado di industrializzazione e lavorazione molto più veloce di quello che è il legno massello per fare le sedie o i tessuti o gli imbottiti. Quindi l'upscaling, cioè la capacità di fare sempre più produzione nel distretto del mobile è collegata direttamente con i macchinari, con le capacità logistiche e organizzative. Nel distretto della Sedia è collegato con la capacità degli operatori di produrre sedute, imbottiti, quindi c'è una dimensione che è collegata all'essere umano nel distretto della Sedia e l'essere umano di gestione delle macchine nel distretto del mobile. A livello comunicativo entrambi i distretti hanno fatto dagli anni 60 in poi attività di comunicazione. Una differenza grossa qual è? Che il distretto della Sedia comunica tendenzialmente ai negozianti. Mi spiego. Negozio del Sudafrica, negozio del Bahrain, di qualsiasi posto, magari conosce dei marchi che qui neanche non conosciamo perché esporta solo là. No? Il distretto del mobile ha la capacità di arrivare alle persone perché li troviamo anche noi nei negozi. Basta andare, che ne so, senza citare nomi, ma come si chiama la SME, piuttosto che altri produttori che producono qua, usano aziende del nostro territorio, quindi sono più vicini a noi. Sono 2 tecniche comunicative diverse. Quello che è fondamentale per entrambe è che con questa nuova normalità l'internazionalizzazione deve essere anche digitale, che vuol dire anche comunicare in diversi modi, fermo restando che si riprenderà a viaggiare, speriamo molto presto. Chiaro. Io ringrazio Carlo Piemonte per questo intervento, noi ci daremo appuntamento, chiaramente direttore, con il 2021 per il primo bilancio di gennaio, così tanto per avere un'idea, sperando chiaramente che ci siano anche novità positive verso sia i produttori che gli esportatori e insomma in generale per tutti, perché lei mi insegna se la ruota non gira prima o dopo tutti ci fermiamo, no? Questo è il succo del discorso. Grazie ancora Carlo Piemonte, buon lavoro. E buon lavoro a lei. Per quanto riguarda i nostri amici alla visione all'ascolto, do appuntamento intorno alle 14:30 per l'edizione del GR Flash. Avremo 2 servizi importanti, uno in merito a un'operazione dei NAS di Udine, sequestro di materiale di giocattoli in tutta Italia, ma anche dalle nostre parti, e poi rimanendo in tema di sequestri, ancora una volta, grazie al fido lavoro della Polizia di Stato in quel di Gorizia, cuccioli insomma importati legalmente in Italia. Avremo insomma 2 servizi ben concentrati. Per quanto mi riguarda è tutto, mandi e alla prossima. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55,
Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.